Barcis e Piancavallo, il corpo della 22enne Giulia Cecchettin, scomparsa una settimana fa insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta. Del ragazzo e della macchina ancora nessuna traccia. L'appello del capo della Procura di Venezia Bruno Cherchi, che si rivolge direttamente a Filippo chiedendogli di costituirsi anche nel suo interesse. Sul corpo recuperato, autopsia, esame del DNA. Dalla notizia del ritrovamento del corpo si sono moltiplicati durante tutta la giornata messaggi di dolore e sconcerto, i post dei fratelli Elena e Davide, prima l'amore per Giulia, poi la rabbia verso Filippo. Proclamati a Vigonovo 2 giorni di lutto cittadino per oggi e domani in attesa della data dei funerali. Insieme al comune di Saonara, promossa per domani sera alle 19, una fiaccolata per Giulia. Pioggia di reazioni dalla gente comune ai politici, Zaia, dolore, orrore, sgomento, notizia straziante, commenta la premier Meloni, mentre per la segretaria Dem Schlein serve una legge per agire fin dalle scuole. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Continuiamo dunque questa nostra lunga diretta iniziata questa mattina a mezzogiorno, dopo che è arrivata la notizia che purtroppo non avremmo mai voluto dare, quella del ritrovamento tra Barcis e Piancavallo del corpo senza vita della povera Giulia. E per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo quindi subito con Barcis, dove c'è la nostra Daniela Sizia assieme a Lucio Zanato. A te Daniela, buonasera. Buonasera Marta, buonasera ai telespettatori. Noi ci troviamo proprio ai piedi del lago di Barcis, che è alle mie spalle, qua ad una decina di chilometri nella strada che va a Piancavallo. È stato trovato, come hai detto tu, poco dopo mezzogiorno, il corpo di Giulia, trovato grazie alle unità cinofile. Se non vi faccio vedere intanto in questo momento, guardate, stanno scendendo in questo momento proprio i vigili del fuoco che si trovavano sopra insieme agli investigatori, guardate che stanno scendendo proprio dal luogo in cui è stata trovata Giulia. Quindi probabilmente sono finiti in questo momento gli accertamenti proprio sul luogo dove è stata trovata. In questo momento sono scesi da mezzogiorno che erano lì. Come vi dicevo, a trovare il corpo sono state le unità cinofile, il fiuto di un cane che fortunatamente l'ha trovata, perché come ci dicevano se non fosse stata trovata oggi probabilmente quella zona viene chiusa durante i mesi invernali, probabilmente sarebbe davvero stata trovata tanto più avanti, probabilmente addirittura si parla della primavera. Questa è una zona che viene chiusa perché è una strada pericolosa, si ghiaccia durante l'inverno e dunque è sempre chiusa, una zona impervia, vi dicevo, dove è stato trovato il corpo. Filippo è arrivato lungo questa strada, ha percorso questi chilometri e poi ha lasciato andare in un burrone circa una cinquantina di metri fino ad un canalone il corpo della povera Giulia. Ora, come avete detto, ci sarà l'esame autoptico sul corpo della ragazza e invece continuano ovviamente le ricerche di Filippo, perché la notizia di ora è che è stato visto, come era stato anticipato, in Austria, ma non mercoledì, ma bensì domenica 12. Lui era già passato, aveva già passato il valico austriaco, il che vuol dire che era arrivato domenica qui, ha lasciato il corpo di Giulia e poi si è diretto direttamente verso l'Austria. È stato visto sia a Lienz, ma è stato anche visto in Carinzia. Dunque le ricerche si dovranno spostare all'estero. Filippo dunque per il momento è vivo, l'auto è stata vista in movimento, è già in Austria, questa è la conferma che è arrivata dai Targa System austriaci. Ed oggi il procuratore, il capo della Procura di Venezia, Bruno Cherchi, ha voluto lanciare un appello a Filippo, quello di costituirsi anche proprio per il suo interesse. Sentiamo proprio le parole del capo della Procura. È chiaro che prima o poi Turetta verrà ritrovato, perché come dire, gli elementi indiziari e indicanti consentiranno prima o poi di trovarlo, quindi è molto meglio
anche nel suo interesse, a mio avviso, che si consegni. Nel giorno più buio e del dolore più grande è del procuratore capo di Venezia l'appello a Filippo Turetta affinché si costituisca il ritrovamento del corpo senza vita di Giulia Cecchettin. Cambia ovviamente il quadro delle indagini e del capo di imputazione, che ora è quello di omicidio. Ed anche se quello che era l'obiettivo principale delle ricerche frenetiche di questa settimana, ritrovare Giulia ancora in vita, è purtroppo venuto meno stamattina nel canalone sulla strada che da Barcis porta a Piancavallo, rimangono ancora tanti aspetti da chiarire. Adesso faremo tutti gli accertamenti, chiaramente se verrà disposta un'autopsia per accertare esattamente le cause della morte e quindi tutti questi accertamenti che sono accertamenti tutelati. Certamente si continuerà a cercare anche il ragazzo ed è in questo quadro che ritengo che sarebbe opportuna una sua versione dei fatti. Come e quando la povera Giulia sia morta lo accerteranno nei prossimi giorni gli esami dei medici legali ed il procuratore non si sbilancia nemmeno sui primi accertamenti eseguiti sul posto, sul corpo della ragazza. Non ritengo che sia opportuno parlare di prima immagine, è necessario fare tutti gli accertamenti su un caso così in qualche maniera non solo complesso ma che ha anche colpito l'immaginario collettivo in maniera così pesante. Dare indicazioni senza certezze non mi sembra che sia corretto. Si continua intanto a cercare Filippo e la sua auto, la grande Punto Nera, che da una settimana con il suo tortuoso itinerario ha attraversato 3 regioni, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Trentino, Alto Adige, attraversando, pare, anche Linz in Austria. Adesso ripercorreremo tutti gli elementi con i tecnici che faranno e con i medici legali e con i carabinieri del RIS di Parma che faranno gli accertamenti. A questo punto io penso che in non molto tempo si potrà avere un quadro, se non definitivo, più completo. Questa giornata che è stata la giornata del dolore. Fino a ieri c'era ancora quel lumicino di speranza di trovare viva Giulia. La conferma invece è arrivata oggi, poco dopo mezzogiorno. Prima il ritrovamento di questo corpo di una donna e poi purtroppo la conferma che questo corpo era quello proprio di Giulia, scomparso sabato sera. E quindi ripercorriamo anche perché è stato un giorno di tantissimo dolore, perché qui a Barcis è arrivato il papà per il riconoscimento della figlia. Ripercorriamo insieme dunque questa giornata. Ecco il papà. Gino Cecchettin esce dalla sua casa di Vigonovo poco dopo mezzogiorno e mezzo, quando il peggiore degli incubi diventa realtà. Quel corpo ritrovato in un canalone tra Piancavallo e il lago di Barcis appartiene a Giulia. Gli toccherà di lì a poco il pietoso rito del riconoscimento. È l'epilogo di una settimana fatta di angoscia e speranza, indizi e sospetti. Da 2 giorni questo lembo di Pordenonese è battuto da pompieri e forze dell'ordine, elicotteri, droni, sub. A casa dei Cecchettin ci sono i volontari dell'associazione Penelope. Diciamo che quel piccolo lume, perché insomma i fatti e le dichiarazioni dei giorni scorsi avevano molto affievolito la speranza, però insomma un piccolo lume di speranza c'è sempre stato fino a questa mattina. La svolta nelle indagini giovedì mattina in maniera del tutto casuale, quando la telecamera che registra il passaggio dei veicoli all'ingresso dell'area turistica di Piancavallo viene riaccesa dopo 4 giorni in cui non era operativa per manutenzione. Il software aveva tuttavia continuato a registrare i passaggi senza però trasmetterli al sistema operativo. Alla riaccensione dunque l'alert per il transito della Fiat Grande Punto di Filippo, il tutto in una zona periferica. Filippo aveva fatto una deviazione anomala rispetto al successivo rilevamento alla diga del Vajont. Da qui i sospetti che diventano cauta certezza. A Vigonovo restano i fiocchi rossi della laurea mancata di Giulia, cui Papa Gino rientra a metà pomeriggio. Condoglianze, Gino? Condoglianze. Condoglianze, signor Gino. Condoglianze. Abbracci anche i figli da parte nostra. Scusate. No.
E continuano ovviamente adesso le ricerche dell'auto e le ricerche di Filippo. Ricordiamo che è scattato già il mandato di arresto europeo, quindi da domani si batteranno tutte le zone, ovviamente fuori dal confine, per il momento fuori dal confine italiano. La linea qui è tutta la linea, la posso restituire alla redazione. Grazie Daniela Sizia in diretta da Barcis. Da Barcis andiamo a Vigonovo dove c'è Anna Maria Parisi, buonasera. Eccoci Marta, buonasera. E con i fiocchi rossi della laurea mancata di Giulia vediamo come tutto il muro perimetrale, il muro di cinta della casa di Giulia Cecchetto è proprio tempestato di fiori e candele, fiori bianchi che la gente ha voluto portare oggi come segno di grande amore, vicinanza e cordoglio per la gravissima perdita nei confronti della famiglia Cecchettini. Dalla notizia del ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettini si sono moltiplicati durante tutta la giornata messaggi di cordoglio e rabbia da parte di istituzioni, gente comune, attiviste e attivisti, come abbiamo visto nel corso della nostra lunga diretta straordinaria odierna, primi a condividere un ricordo di Giulia sui loro profili Instagram, i fratelli Elena e Davide. Giulia e Elena che si abbracciano, una foto allo specchio in bianco e nero, resta in power, resta in forze, sii presenza. È così che Elena Cecchettin, sorella di Giulia, ha voluto ricordarla con un post su Instagram a pochi minuti dalla notizia del ritrovamento del suo corpo senza vita. Con lei anche il fratello Davide, Giulia che abbraccia un peluche e un saluto, ti amo, sussumina. Vieni al concerto di Calcutta con me? Se domani sono io, mamma, se domani non torno, distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l'ultima. È con le parole dell'attivista peruviana Cristina Torres, rimbalzate sui social, condivise anche da Elena sul suo profilo, che attivisti e attiviste stanno facendo parlare il corpo di Giulia. Alla vigilia del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sui social si riversa la rabbia anche tramite gli hashtag che su Twitter contano più di 100.000 commenti. Lo sapevamo tutte, quello che spicca su tutti gli altri. Cordoglio poi da tutte le forze politiche e dalle istituzioni per una storia che non doveva avere questo epilogo. Dalla Premier Meloni a Luca Zaia. Ho sperato in un epilogo diverso fino alla fine, scrive la prima ministra, che con il governatore della regione si stringe attorno alla famiglia. Con loro anche il segretario regionale del PD, Andrea Martella. Perentorio il presidente del Senato La Russa. Lo sconcerto per l'ennesimo femminicidio. Nessuna giustificazione per l'assassino, si legge nel pensiero che ha affidato ai social. E nel suo profilo Facebook il papà di Giulia, Gino Cecchettin, pochi giorni fa, quando ancora era viva la speranza, scriveva: non riesco ad immaginare di entrare in casa e non sentire più. Ciao, papino. E proprio contro questo tragico delitto, l'ennesimo episodio di femminicidio, il comune di Vigonovo, il municipio di Vigonovo si è illuminato, si è tinto di rosso. Il municipio di Vigonovo che si trova esattamente dietro la villetta, la casa di Giulia Cecchettin alle nostre spalle. Ed ora sentiamo l'avvocato della famiglia Cecchettin, Stefano Tigani, e poi linea allo studio. Sono riuscito a avvisare il papà prima che lo sapesse da altre fonti. È una giornata tragica, dolorosa e dobbiamo andare avanti, e adesso è il momento anche dell'accertamento delle responsabilità, delle dinamiche, e confidiamo ancora nel lavoro degli investigatori per il prosieguo, non vorrei aggiungere altro. Il procuratore ha fatto un appello affinché Filippo si costituisca. Mi sembra giusto, mi sembra corretto, non ne avevo dubbi, glielo ribadisco a questo punto anch'io. È un momento in cui dobbiamo però, almeno per adesso, stringerci attorno alla famiglia. Chiediamo anche un po' di discrezione se possibile, anche perché adesso non ci sarebbe molto da aggiungere se non quello che purtroppo già sappiamo e in parte ci aspettavamo. La famiglia è stata nel dolore, c'è un via vai di amici, di parenti, è un momento anche di tutta la comunità.
È una famiglia straordinaria, è una comunità straordinaria, credo che sia bello questo, ma non avevo dubbi francamente, anche perché lo abbiamo visto in questi giorni, tutta l'Italia si è stretta intorno a questa però purtroppo ennesima tragedia e credo che su questo dovremo fare tutti una riflessione anche per il futuro, perché non ne possiamo più. Francamente. Avete sentito per caso la famiglia, si è fatta sentire la famiglia di Filippo Turetta? Su nulla di questo non mi esprimo. La scomparsa di Giulia ha provocato profonda emozione e dolore in tutto il comune di Vigonovo, naturalmente, dove il sindaco ha deciso di proclamare 2 giorni di lutto cittadino per la giornata di oggi e di domani, in segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia, in attesa che sia stabilita la data del funerale. E sentiamo proprio le parole del sindaco di Vigonovo, Luca Martello, che abbiamo raggiunto al telefono. Un epilogo doloroso e drammatico che ha sconvolto profondamente tutta la nostra comunità di Vigonovo e di Saonara. Ci stringiamo attorno alla famiglia di Giulia, al padre, al fratello, alla sorella e a tutti i familiari. Tutti avevamo atteso e sperato in una conclusione diversa. Purtroppo si tratta dell'ennesimo femminicidio di una giovane donna e noi non possiamo smettere di indignarci e impegnarci per cercare di porre un freno al dilagare di episodi di violenza contro le donne. E per la giornata di domani il comune di Vigonovo, assieme a quello di Saonara, dove viveva prima la famiglia di Giulia, hanno deciso di organizzare una fiaccolata alle ore 19 a Vigonovo. Il ritrovo sarà presso il parco Norma Cossetto in via Scarpis. Il percorso proseguirà lungo le vie di Vigonovo fino a piazza Marconi. Ed ora sentiamo le parole dell'avvocato Emanuele, compagno legale di Filippo Turetta, intervistato dalla nostra Anna De Roberto. Se ci fosse stata la premeditazione, Filippo, quando ha vissuto questo momento alla Nave de Vero con Giulia, poi non l'avrebbe riportata a casa e lì in qualche maniera è iniziata una discussione, ma se avesse voluto ucciderla e quindi ci fosse questa premeditazione, sarebbe andato subito in un posto nascosto, sarebbe andato subito magari in montagna, in luoghi. Invece lui che fa? La porta a casa. Credo che sia stata una lite, se è vero quello che vediamo nel video, che io non ho ancora visto, ma che ci è stato raccontato nella stampa. Se è vero che è successo questo, io la vedo come una lite finita male, una lite nella quale per una tragica fatalità sia successo l'irreparabile e lì possa essere accaduto che ci sia stato da parte di Filippo una perdita in qualche maniera incontrollata della sua capacità di far fronte a quello che era successo e abbia agito in maniera inconsapevole. Lei è a conoscenza del fatto che i rispettivi genitori si siano parlati? C'è stato un contatto tra di loro oggi, una volta avuta la notizia del ritrovamento di questo corpo? Hanno chiesto a me di lanciare un messaggio alla famiglia, cosa che io ho fatto immediatamente chiamando il loro avvocato, di vicinanza assoluta. È un dramma che coinvolge entrambe le famiglie, mai si sarebbero aspettati un epilogo di questo tipo. E la loro vicinanza a Giulia, alla famiglia di Giulia è massima, l'affetto, li abbracciano con tutto il cuore possibile e sono vicini perché è un dramma che coinvolge veramente entrambe le famiglie e non si possono spiegare come sia stato possibile che il loro figlio abbia fatto una cosa del genere. Un dramma dunque che coinvolge entrambe le famiglie. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con il telegiornale del Veneto. Al momento non ci sono aggiornamenti da parte dei nostri inviati su questa vicenda che ha profondamente commosso l'Italia intera. Noi per il momento ci fermiamo qui, riprenderemo naturalmente con la prossima edizione del telegiornale di Venezia, poi con Treviso, e questa sera a partire dalle 21 continueremo la nostra diretta
diretta con tutti gli aggiornamenti sulla tragedia dei due ex fidanzati Giulia e Filippo. Vi lascio per il momento alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Buona serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. È sempre l'alta pressione a dominare sul nostro territorio. Sarà dunque un weekend con il bel tempo. Vediamo il dettaglio di domenica 19 novembre. Sul Veneto da segnalare soltanto la possibile formazione di qualche banco di nebbia sulle zone pianeggianti al mattino, ma in rapido dissolvimento. Cielo dunque più sereno e soleggiato a seguire. Le temperature saranno in calo, sia pure lieve, minime intorno a 0-5 gradi, massime tra 10 e 13 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui prevalenza di sole con cielo poco nuvoloso e assenza di piogge. Temperature minime tra 3 e 8 gradi, massime sui 12-15 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità. Anche qui tanto sole, salvo al pomeriggio locali precipitazioni sui settori più a nord. Temperature minime intorno a 0-2 gradi, massime sui 10 all'incirca. Dal meteo è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.